Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Amici di Calcio Napoli 24, bentrovati, nuovo appuntamento con il filo diretto. Allora, vi ricordo, potete seguirci su www.calcionapoli24.it oppure ovviamente sul nostro canale YouTube. Potete ovviamente mandarci messaggi, domande, quello che preferite. Innanzitutto ringrazio Biagio Barone in regia e le grafiche di Peppe Cautiero, che ha preparato per noi l'argomento, la domanda, insomma quello che preferite, come preferite chiamarla, però ovviamente vi ripeto che noi sostanzialmente non abbiamo una scaletta, voi potete parlare e comunicarci di quello che più vi aggrada, ovviamente, mi raccomando, sempre con toni pacati, siamo in democrazia, ognuno può esprimere assolutamente la propria idea, ma vi prego di farlo sempre con la dovuta calma. Allora, il Napoli sta facendo bene a blindare subito i propri gioielli. Ecco che risolto un problema, per ogni società calcistica se ne crea un'altra. Il Napoli si è trovato, magari anche in percentuale bella grande, ma comunque in modo inaspettato, alcuni gioielli che potrebbero, o almeno la stampa anche internazionale, soprattutto quella che segue la Premier League, quindi la stampa inglese, sta parlando di un interesse, arrivo subito al telefono, di un interesse già di coloro che si stanno mettendo in bella mostra in questo scorcio di campionato con un Napoli veramente stupendo, e ovviamente la società sta cercando insomma di correre tra virgolette ai ripari, cioè magari intavolare anticipatamente rispetto a quelli che erano i programmi, le trattative per il rinnovo dei propri gioielli, in modo insomma da tenere la situazione sotto controllo. Abbiamo già il nostro primo ospite al telefono, andiamo a vedere chi è, poi saluto anche chi ci sta scrivendo su YouTube. Pronto? Pronto, sono Luigi da Nocera. Da Nocera? Sì. Sì, Ciao Luigi, dimmi allora, il Napoli sta facendo bene a blindare subito i propri gioielli? cosa? Il Napoli sta facendo bene a blindare, a offrire rinnovi belli cospicui e lunghi ai propri gioielli. L'esempio è Kvaratskhelia, si parla già di un rinnovo molto lungo con il raddoppiamento dell'ingaggio. Sì, secondo me sì. Che da quando sono arrivati questi giocatori, il Napoli è una macchina da quello. Sì, quindi Quindi secondo me è giusto il rinnovo.
secondo me. Tu la metteresti anche una clausola rescissoria o eviteresti? Direi, cioè, o meglio, non è per un altro poco. Diciamolo, la clausola rescissoria può essere un'arma a doppio taglio, cioè tu metti un prezzo, la società, generalmente le società dovrebbero evitare, secondo me, e poi tenere il gioco in mano, vedere un po' le offerte, oppure sparare una clausola rescissoria altissima. Hai visto come? Io aspetterei qualche offerta di qualche offerta proprio irrinunciabile di qualche società, però se no pure io la eviterei. Sì, almeno che poi ovviamente sarà anche l'entourage dei vari calciatori a proporla qualora insomma avessero intenzione a una determinata cifra magari di ascoltare, di tenere ben presenti quelle che possono essere anche... No, domenica, mo, si aspetta un'altra partita tosta a Roma. Mm. Io sono convinto che se facciamo il risultato lì, non dico che chiudiamo il campionato, però diamo una bella botta. Sì, diciamo che adesso qualsiasi vittoria contro le cosiddette big non chiudono, cioè non hanno più non hanno tanto una valenza di classifica, ma una valenza psicologica, cioè dare un bel colpo psicologico al campionato dicendo noi siamo qua e possiamo veramente competere e arrivare fino alla fine. Dimostriamo di essere più forti, anche perché gli altri possono, cioè almeno possiamo dire agli altri di aver vinto con un Milan. Speriamo bene di vincere con la Roma, poi con la Juventus, anche se non sta giocando bene. Cioè comunque è una forza anche per la società che è riuscita a investire bene il calciomercato. Assolutamente sì, Luigi, Diciamo con le big. sono d'accordissimo con te. Ti ringrazio per averci chiamato, Va Luigi. bene, forza Napoli sempre. Sempre un abbraccio, Luigi, torna a chiamarci presto. Ciao, 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 ciao. Saluto Pasquale Avallone, che c'è stato il primo che c'è scritto su YouTube. A Roma deve essere peggio di una finale, devono continuare così e confermare tutto ciò che si è fatto di buono fino ad ora. Forza Napoli sempre. Paolo Capasso, ciao Paolo, buonasera. Sì, il Napoli fa bene a blindare i suoi gioielli, specie chi sta facendo bene. Già è difficile trovare qualcuno che sta facendo male, però effettivamente è così. Marek Hamsik, in arte Francesco, ciao Francesco. Ciao Alessandro, il Napoli fa bene a blindare i propri gioielli, così come ha fatto bene ad estirpare i rami secchi. Il Napoli almeno per 2 o 3 anni tratterrà i nostri top player. Me lo auguro, guarda, me lo auguro anche per... spero che abbia fatto anche un po' tesoro il Napoli sulla gestione dei rinnovi, perché poi arrivare a un anno dalla scadenza, lo abbiamo visto, diventa difficile da gestire, anche se il Napoli nelle difficoltà ha fatto veramente un capolavoro, ha venduto cercando di monetizzare al massimo coloro che, arrivo subito al telefono, coloro che erano in scadenza, oppure facendo scadere i contratti e poi andare su calciatori più giovani che stanno veramente dimostrando con la loro fame di fare benissimo. C'è chi saluta, penso dalla Corea, ovviamente non saprei leggere il nome, ma ovviamente salutiamo anche tutti i coreani che ci stanno seguendo, così come i georgiani, da quando Kim e Kvaratskhelia sono arrivati al Napoli. Andiamo al telefono e poi proseguo su YouTube. Pronto? Ciao, buonasera, sono Nino. Buonasera, e forza Napoli. Sempre Forza Napoli, ciao. Dunque, allora ciao, la questione di Lobotka secondo me adesso con il fatto che imprendenti che lo vogliono. Sì, lo vuole, diciamolo, si sa, il Manchester United del City. Sicuramente un tanto, cioè bisogna essere orgogliosi, però in questo momento parlare di mercato con la squadra che sta facendo benissimo non mi sembra il caso, non mi sembra assolutamente il caso. Sì, ma poi tra parentesi, è una cosa che poi ti voglio dare anche un altro spunto di riflessione. Come dicevi tu, bisogna essere orgogliosi che determinate squadre poi vadano
sui calciatori del Napoli, questo vuol dire che stanno veramente facendo tanto bene. Bisogna anche fare una differenza tra i calciatori, cioè voglio dire, mettiamo un Lobotka come hai fatto l'esempio tu, e ricordiamo che il Napoli sta trattando e sembra essere pure vicino a trovare la quadra per il rinnovo di Lobotka, e il fatto che proprio Lobotka probabilmente è il giocatore insostituibile per eccellenza del Napoli, cioè nel Napoli io faccio fatica a trovare il doppione di Lobotka, mentre per altri ruoli, voglio dire, qualcuno magari non proprio dello stesso valore rispetto al titolare, ci metto le virgolette, si trova. Con Lobotka, se dovesse mancare un Lobotka, faccio fatica a trovare un regista che può dare quello che sta dando Lobotka, no Rino? Sì, certo. Vuoi aggiungere qualcosa? Dunque, volevo dire un secondo quello che ho detto in precedenza a quelle signore che sicuramente se domenica decisivo a vincere la Roma sarebbe una bella botta, cioè nel senso buono sarebbe una bella botta. Sarà una partita difficile contro la Roma, se ho capito bene, Rino, nel senso andare a giocare all'Olimpico contro uno che, anche se la Roma non sta giocando benissimo, diciamolo, voglio dire, Mourinho è sempre uno che qualche asso nella manica poi lo caccia sempre. Insomma, auguriamoci che non metta il cosiddetto, anzi auguriamocelo, che poi il Napoli riesce a trovare le soluzioni di sorta. Il classico pullman davanti alla porta, perché io sinceramente, vedendo le due squadre attualmente, mi aspetto un Napoli nettamente superiore alla Roma, che farà la partita, e la Roma che cercherà in qualche modo di non soccombere. Almeno questi sono i valori attuali in campo. Rino, ti sento bassissimo, se puoi avvicinare. Che è sicuramente troppo simpatico. È un po' antipatico, Mourinho. Vanno a capire, saluto di cuore nel 78 e tutti voi, forza Napoli. Forza Napoli, Rino, grazie mille per la telefonata. Allora. Pasquale Avallone, rinnovo, aumento dell'ingaggio e clausola rescissoria subito, quindi Pasquale aggiungerebbe la clausola rescissoria. Ricordiamo, l'ultimo esempio di clausola rescissoria, almeno il più clamoroso, che ha dato l'addio al calcio, diciamolo, anche se è un nome che dividerà sempre la tifoseria del Napoli, quella di Gonzalo Higuaín, che ieri ha disputato la sua ultima partita, e fa un po' specie pensare che lui e Benzema sono nati a 9 giorni di distanza, eppure uno ieri ritirava il pallone d'oro e probabilmente all'apice della sua carriera, mentre Gonzalo Higuaín, come annunciato 2 settimane fa, arrivo subito al telefono, invece giocava la sua ultima partita da professionista. Vabbè, storie completamente diverse, ma il calcio, insomma, lo sappiamo, è imprevedibile, a volte regala delle storie veramente molto molto particolari. Detto questo, perché parlavo di Higuaín? Perché probabilmente la clausola rescissoria di 94 milioni che poi la Juventus ha pagato di Higuaín, ovviamente conta anche la volontà del calciatore di accettare o no un'offerta del genere. Poi segnò probabilmente quello che è stato uno dei tradimenti, a meno che non vogliamo tornare a quelli di Altafini degli anni 60, però che hanno un po' fatto la storia recente di questo Napoli. Ricordiamo il passaggio di Higuaín alla Juventus. Andiamo al telefono e poi torno da YouTube. Pronto? Ciao Alessandro, buon pomeriggio, sono Gennaro. Ciao Gennaro, ti ho riconosciuto subito, ormai non mi serve nemmeno la grafica con te. Purtroppo io non ho potuto chiamare, stavo pure. Infatti ieri mi ha stupito il fatto che non ti ho ma nemmeno Antonio, cioè se non chiami tu non chiama nemmeno Antonio, tra parentesi, quindi... No, purtroppo è successa una cosa grave in famiglia e ho dovuto correre a Napoli. Mi dispiace Gennaro, questo mi dispiace tantissimo. Purtroppo siamo in attesa di qualche notizia, speriamo buona, altrimenti le cose non vanno bene.
Dunque chiudiamo questa triste parentesi e veniamo agli argomenti. Dai, mi dispiace tantissimo, proviamo a distrarci un po'. È giusto bloccare subito, rinnovare subito e non fare come abbiamo fatto negli anni precedenti, perdendo poi qualcuno, arrivare al momento opportuno, perché questo è il momento che pure loro, i protagonisti, in questa situazione sono più, diciamo, agevoli nel firmare il rinnovo, anche se sappiamo che nei momenti in cui, in questo momento, loro giustamente vorranno qualche adeguamento e questo ci sta. E quindi l'importante è questo, bloccarli subito, soprattutto quelli indispensabili. E poi ho saputo della notizia, non so se puoi darmi tu qualche conferma riguardo Anguissà, che forse ci sarebbe la possibilità di recuperarlo con la Roma, perché ti dico una cosa, guarda, io purtroppo tra le tante perdite, diciamo, quella più pesante è proprio quella di Anguissà, anche se ancora per qualche partita magari potrebbe saltare quella, ma questa qua con la Roma, io pur dandogli magari un solo tempo, ma non vorrei rinunciare, perché ti ripeto, poi naturalmente è vero che presto ancora siamo a martedì e parlare già della partita con la Roma, però È un po' troppo presto, infatti. no, questa è una settimana ormai piena dedicata, non abbiamo la famosa partita intersettimanale, quindi automaticamente c'è possibilità di allenarsi come si deve, già il fatto che cominciano ad allenarsi domani, che gli ha dato 2 giorni di riposo, e va bene, perché questi devono, ti ripeto, presto ancora, poi ne parleremo nei prossimi giorni. L'argomento di oggi, giustamente, bisogna far sì che soprattutto elementi determinanti ci devi subito e fare contratti quinquennali, perché sto sentendo si parla Lobotta fino al 2027, quindi a portare questi qua Ma anche 2028, ad Gennaro. allungare, con la speranza che poi, tu lo sai come vanno queste cose, caro Alessandro, Lo so. purtroppo il vil denaro, come usava dire il nostro presidente, è quello che poi fa cambiare idea quando vanno sotto poi altre squadre, soprattutto quelle inglesi, che sono disposti magari a spendere. Disposti hanno la possibilità poi di Sì, spendere. però tu finché ce li hai sotto contratto e quindi devono passare sempre per la società. Ha il Ma coltello quando dalla poi parte del mare. quando arrivi a un anno e mezzo dalla scadenza, una cosa è discutere e dire sì, ma quando me dai, cosa mi vuoi dare, cosa mi offri, e un'altra cosa poi quando sei costretto tu comunque a stare sempre, che sei e questo è. In effetti perciò il Napoli deve cambiare, perché negli ultimi anni l'ha fatto, che è arrivato giusto sotto, e poi qualcuno le ha perso, ad esempio noi abbiamo visto la vicenda Milik. A proposito di Milik, mi pare che nel passaggio suo dal Marsiglia alla Juve, mi pare che il Napoli abbia incassato qualcosa come il 30%. Ma il 30% mi sembra assai, però può essere che ci sia stata No, inserita. mi pare che era proprio il 30% sulla futura vendita dal Marsiglia a un'altra squadra. E siccome non è che l'ha pagato molto, perché mi pare che quasi 10 milioni l'ha pagato la Juve, su 10 milioni il 30% è una bella sommetta. Quindi insomma, documentatevi e magari ci fate sapere, perché anche queste cose a noi tifosi ci Interessa, no? Mi hai più stupito, perché è strano che insomma mi sia sfuggita la cosa, però l'approfondirò subito. approfondito, perché mi pare che questa era la cifra sulla futura rivincita, perché praticamente quando l'abbiamo quasi regalato al Marsiglia, 12 milioni c'era questa clausola che nel momento in cui il Marsiglia lo rivendeva
ci sarebbero state, mi pare, proprio il 30% sulla rivendita. Avendolo venduto a quasi 10 milioni, 9 milioni e dispari, e quindi dovrebbe entrare una bella sommetta. Non è che ci entrano in tasca, che siamo, però ha un altro, diciamo, liquidità nella società, dove loro più soldi incassano, più c'è possibilità di gestire la rosa ampliandola, oppure con questo, caro Alessandro, voglio salutarti. Ti ringrazio Gennaro, grazie mille. Ieri ho visto la replica e volevo ricambiare i saluti a Giuseppe da San Giorgio a Cremano. Va benissimo. Lui non manca mai, il quale ci ha definito enciclopedia del calcio. Io lo ringrazio, troppo buono. E quindi a lui e ad Antonio e a tutti gli altri. Tante belle cose, Alessandro. Ciao, grazie. Ciao Gennaro e in bocca al lupo ovviamente per la tua questione familiare. Mi auguro che insomma possiamo tornarci a sentire presto con belle notizie. Sì, effettivamente c'è questa clausola del 30%, quindi più o meno il Napoli dovrebbe incassare intorno ai 3 milioni che De Laurentiis mi pare volle. Poi ovviamente seguite Calcio Napoli 24, approfondiremo questa questione sul sito. Insomma, ci doveva essere questa clausola del 30% che tra parentesi De Laurentiis volle proprio perché temeva che poi la vendita di Milik all'Olympique Marsiglia sarebbe stato poi da viatico per l'arrivo alla Juventus, e tanto diciamo che lo temeva l'estate scorsa, però l'anno scorso, ma non ci ha preso con qualche mese di distanza. Però insomma sembra che se così fosse, il Napoli, il Marsiglia avendo venduto Milik alla Juventus per 10 milioni, essendoci questa causa del 30%, il Napoli incasserebbe 3 milioni. Marek Hamsik, quindi Francesco, la clausola rescissoria dipende dai procuratori, se la pretendono per firmare il rinnovo ed impongono una determinata cifra, la società non potrà fare nulla. Ma in realtà non è proprio così, nel senso che si tratta su tutto, cioè si può anche, se i procuratori vogliono l'inserimento di una clausola rescissoria, magari la società può offrire qualcosa di più sull'ingaggio per evitare di metterla e così come convincere il calciatore a non volerla, così come anche sulla cifra si può trattare. Insomma, ci sono margini di trattativa un po' su tutto. Gianluca 21, buonasera. Ciro P, tempo 1 anno e Kvara varrà più di Mbappé, ce lo auguriamo. Pasquale Vallone, ma che chiudi adesso è iniziato sicuramente importantissimo, non decisivo. No, ma infatti il nostro ascoltatore parlava di una sorta di importanza a livello psicologico, cioè così come è battuto il Milan per 2-1, non vuol dire che hai chiuso il campionato, però comunque hai dato un bel segnale psicologico ai tuoi diretti avversari, cosa che potrà succedere nuovamente se il Napoli batterà o farà una buona prestazione anche all'Olimpico contro la Roma. Alessio Ricciardi, ciao Alessio. Giovanni, non è che te lo devo stare a spiegare io. Rino ovviamente ha qualche problema di esposizione, però noi accogliamo assolutamente tutti. Poi tra parentesi capisco quello che dice Rino, e magari sono anche io a spiegarlo per fare chiarezza a tutti voi. Calcio Napoli 24 sotto il filo diretto che conduco io è una trasmissione aperta indistintamente a tutti, e se c'è qualche difficoltà cerchiamo di superarla insieme. Pasquale Vallone, manca anche un vice di Lorenzo all'altezza. Allora, quindi metti in dubbio Zanoli. Io penso che Spalletti abbia il polso della situazione anche e soprattutto negli allenamenti. Noi vediamo le partite, ma non vediamo gli allenamenti che si svolgono quotidianamente. Io penso che se Spalletti non dovesse considerare pronto
il ragazzo a gennaio arriva subito al telefono, a gennaio sicuramente correrà, il Napoli correrà ai ripari, però insomma tutto è nelle mani di Spalletti per adesso, anche perché va là a sostituire un Di Lorenzo del genere. Andiamo al telefono e poi continuiamo. Pronto? Buongiorno Alessandro. Ciao Antonio, 1-2. Gennaro 1-2. Antonio, via. Allora, Dopo la possiamo chiudere devi pure la darmi trasmissione. le risposte. Come? No, Devi Antonio, non mi dare dire che la non mi sei. risposta. Gennaro, se mi vuoi fare la cortesia, a me mi fa solo piacere avere la tua risposta, lo sai. Poi Antonio, scusami, poi se vuoi parlare di qualsiasi cosa, lo sai, il Sei andato a microfono. vedere il gol del Bologna. Sei andata a vederla con la partita? Il Antonio, fatto di Di Lorenzo, sei andato a vedere. ah, l'ho visto, l'ho visto. Va, ti do pure ragione, va. Ti do anche ragione, vedi che ti dico, anche se proprio errore non lo voglio definire, un'imprecisione, ecco. Hai visto che Di Lorenzo l'avversario non lo guardava proprio? Sì, ok, io rimango dell'idea che il Bologna ha fatto una bella azione, ok? Poi se Di Lorenzo fosse stato perfetto, probabilmente la palla a cambiaso non sarebbe arrivata. Detto questo, lo perdoniamo Anto a Di Lorenzo, che dici? No, No. sai perché? Vai. Perché ogni tanto si parla che Mario Rui è buono solo quando attacca, un altro fa una cosa, un altro fa l'altra, e nessuno però parla mai di questa cosa, il che non va bene, mi spiego. Quindi tu dici che dovrebbe essere più giusto non crocifiggere una sola persona, ma andare a vedere che un po' tutti sbagliano, perché è normale che sia così. Bravissimo. Ah, ok. Allora, su questo sono chiuso questo d'accordissimo. fatto, allora, riguardando il pallone d'oro, Sì, potrei fare una bomba. vai. Se il Napoli vince lo scudetto, A chi lo danno? Sentiamo. aspetta, e va la scala e il Napoli arriva in Coppa dei Campioni magari in semifinale o quant'altro, guarda che si dice, secondo te che ti dico? Che lo danno a Kvaratskhelia? L'hai detto tu, eh? No, non ci provare proprio, Antonio, no, con me, Non ci provare con me, anche perché ci sono dei... Antonio, tu lo sai sicuramente, non scherziamo, ma è vero che lo ha vinto Benzema e lo merita Messi, Ronaldo. Sotto ci sono i voti dei giornalisti e spesso la questione è anche politica. Sì. Quindi io Kvaratskhelia, che ne so, vincerà la scarpa d'oro, vincerà il campionato e porterà il Napoli in semifinale di Champions League. Secondo me, pur se lo meriterebbe, non glielo daranno mai. Te lo dico chiaramente, perché ci sono ovviamente, il ragazzo deve ancora farsi un nome politicamente, quindi però auguriamocelo, voglio dire, poi così come ci sono campioni che inspiegabilmente non l'hanno vinto, ci sono dei calciatori che l'hanno vinto e non sanno nemmeno come, e te ne posso fare tipo Summer, Owen, che secondo me insomma, ma ce ne sono Sì, tantissimi. vabbè, ce ne sono stati nel passato 3-4 nomi che non ci attaccavano proprio. No, effettivamente no, perché molto conta quello che hai vinto quell'anno, così come ti ricordi quando si parlava di Jorginho, che era l'anno scorso, si parlava di Jorginho, adesso non so nemmeno se se è entrato tra i primi 30, quindi magari mi sbaglio. Forse sì. Lascia stare. Perciò le cose cambiano molto molto velocemente, Antonio. Riguardo al sondaggio, io penso che fanno bene, almeno diciamo così stanno fermi 2 o 3 anni, poi magari se viene qualcuno che porti i dollari, cresce i dollari o le sterline, allora poi si discute. Giusto.
giusto. E poi pensiamo a domenica, qua la partita non è che è difficile, ma bisogna stare molto attenti. Sì. Secondo me Spalletti deve fare, la formazione deve fare qualche sorpresa a Mourinho, perché quello fanno un gioco rognoso, penso di Allegri, hai capito? Sì, lo so. Andò, Perciò alla mi Roma è inguardabile. La Roma è inguardabile, però è una trappola per qualsiasi squadra. Ma è inguardabile proprio. Ho visto la partita di questo turno, cioè, mamma mia, mamma mia. Vabbè, comunque. Vedremo. Poi tanto della Roma abbiamo una settimana per parlarne, quindi Sì. poi il Va tuo... bene, saluto a tutti, speriamo bene. Speriamo Ciao. bene. Ciao Anto, un Buona abbraccio. settimana. Ciao, altrettanto. Allora, Pasquale Avallone dice anche, vabbè, ciao Alessio, Paolo Capasso, ieri uno ritirava e l'altro si ritirava, sì, è un bel gioco di parole e ovviamente si rivela, sì, ti stai riferendo a Benzema che ritirava il pallone d'oro e Gonzalo Higuaín che si ritirava dal calcio. Allora, Pasquale, adesso si è spenta la chat, non so cosa vuol dire, ma io vi leggo, quindi almeno qui è tutto ok. Poi Paolo Capasso conferma che il Napoli incasserà il 30% dei 10 milioni che la Juventus ha pagato all'Olympique Marsiglia per Milik. Lina Vernaccia ci saluta, ciao Lina, buongiorno anche a te. Alessio Ricciardi fa una bella domanda che secondo me sarà la domanda, uno degli argomenti del filo diretto nei prossimi giorni in avvicinamento al match contro la Roma. Chi mettiamo, questo plurale a me piace, in attacco contro la Roma? Allora, secondo me, per come gioca la Roma, che è una squadra che gioca un po' catenaccio e contropiede, insomma un po' alla Mourinho, con una buona tenuta difensiva e poi cercare di uscire dal pressing e andare in velocità in contropiede, secondo me non è una squadra che gioca molto alta. Secondo me Spalletti andrà, o almeno io andrei più su un centravanti puro come Osimhen o Simeone, però insomma vedremo anche Spalletti cosa ne pensa. Come ricordiamo, il Napoli forse da inizio campionato per la prima volta ha una settimana libera per lavorare, visto che non ci sono le coppe. In realtà ci sarebbe la Coppa Italia, ma il Napoli non è impegnato perché le prime 8 classificate della scorsa stagione entrano nella competizione della Coppa Italia dal prossimo turno, quindi il Napoli, così come le prime 8, le altre 7 che sono arrivate alle prime 8 la scorsa stagione, avranno una settimana a pieno regime. Poi vediamo. Lina, un'altra giornata di lavoro finita. Beata a te Lina, noi qua ne abbiamo ancora per un po', però mi fa piacere che in relax tu stia qui a seguirci. Alessio Ricciardi invece dice beata te, io finisco alle 19. Vincenzo Cimmino, salve, per me i propri gioielli se li deve tenere stretti a lungo perché sono d'oro. Vincenzo, ovvio che sia così, il problema è che se arriva il Manchester City, il Liverpool o chi più ne ha più ne metta e ti fa l'offerta irrinunciabile, come fai a tenerteli? Dobbiamo sempre tenere in considerazione che al di là del valore tecnico della squadra, ovviamente il Napoli ha una determinata politica economica che ha portato poi tra parentesi a questi risultati, quindi di conseguenza io penso che sarà difficile, se dovesse arrivare l'offerta irrinunciabile, che il Napoli non ceda il calciatore in questione. Poi ovviamente De Laurentiis ha sempre dimostrato che i soldi recapitati dalla vendita dei propri
gioielli, tra virgolette, sono sempre stati reinvestiti nella squadra, a volte sono riusciti delle campagne acquisti migliori, a volte peggiori. Penso che quella di quest'anno sia irripetibile, ma auguriamoci insomma che possa ripetersi anche in futuro. Poi vediamo, siete tantissime, non voglio... Allora, Lina Verdaccio, qual è l'argomento di oggi? È quello di cui stavamo parlando, se il Napoli sta avviando le trattative per il rinnovo dei propri gioielli, se per voi è giusto farlo, è il momento giusto per farlo. Sapete qualcosa sulla vendita dei biglietti del settore ospiti per Roma-Napoli? Guarda, ti so dire che il settore ospiti, allora, trasferta vietata per i residenti in Campania, quindi questo te lo posso dire. Per la vendita dei biglietti noi ovviamente lo riprendiamo perché ovviamente è una notizia strettamente legata al Calcio Napoli, ma io consiglio sempre per la vendita dei biglietti di fare riferimento al sito ufficiale del Calcio Napoli o all'app, alla nuova app tra parentesi del ufficiale del Napoli, perché lì potrete trovare in tempo reale tutte quelle che sono le notizie relative alla vendita dei tagliandi per qualsiasi partita. Di conseguenza il mio consiglio è sempre quello. Ovviamente noi di Calcio Napoli 24 riporteremo poi quelle che sono anche le indicazioni del ufficiali del Calcio Napoli sul nostro portale, ma vi consiglio sempre di andare alla fonte, insomma, per evitare equivoci e andare a sapere tutto in tempo reale. Poi Alessio Ricciardi, l'argomento di oggi è: fa bene Napoli a blindare i propri gioielli. Grazie Alessio per farmi da velina, mettiamola così. Lina Vernaccia, grande Antonio Eccolo, deve blindarli assolutamente. Grande capitano, va perdonato. Non ho capito a chi ti riferisci. C'è anche Kvicia Kvaratskhelia sotto mentite spoglie che dice: clausola da 225 milioni per Kvara con il 10% al calciatore. Da 225 milioni, ecco, voglio vedere chi ci arriva. Più il 10% di 225 milioni che vanno al giocatore. Non so se sei tu, Kvara, sotto mentite spoglie, vedo che già hai capito insomma come si agisce. Mario Rossi continua a chiedermi della vendita dei biglietti e io, Mario, continuo a dirti che devi fare riferimento al sito ufficiale del Napoli per tutte le indicazioni. Vediamo, Alessio Ricciardi, Mario, mi sa già tutto sold out, mi sono informato settimana scorsa, comunque partono dai 95 euro in su, ma credo siano tutti finiti, aspettiamo Alessandro che ci risponde. Hai risposto tu, sei anche più informato di me. Comunque andate anche su www.calcionapoli24.it e troverete sicuramente, se il Napoli ha messo delle indicazioni, le troverete sicuramente anche sul nostro portale. Lina Vernaccia, Mario, ho sentito che è chiuso ai residenti in Campania, quello che so anch'io, cioè la trasferta è vietata ai residenti in Campania, completamente fuori luogo e immotivato, però insomma così dovrebbe essere. La vendita dei... sì, credo che sia così. Però, vi ripeto, fate riferimento alle fonti ufficiali per avere ulteriori conferme. Lina Vernaccia, speriamo che la Roma continui ad essere inguardabile anche domenica prossima. Me lo auguro anch'io. Allora, vediamo. Gianluca 21, i gioielli di famiglia vanno tenuti sempre stretti in mano, siamo d'accordo. Molto simpatico Gianluca, ma io con voi mi rilasso, quest'ora è sacra, passare 8-9 ore in sala operatoria non è semplice. Sì, Lina, non so se tu sei un chirurgo, se sei un'infermiera, un anestesista, questo non lo so, qualsiasi cosa tu faccia, ci fa piacere che tu possa rilassarti seguendoci. Gianlu, evitiamo di acchiapparci qualche brutta querela se io leggo i tuoi messaggi. Gianfranco Sorrentino, la Roma è una squadraccia che gioca male e fa giocare ancora peggio gli avversari, anticalcio puro, vero?
Roberto, non preoccupiamoci, siamo tranquilli e godiamoci questo Napoli. Della Lente, se una Volpe non venderà i nostri migliori. In passato ha rifiutato tante offerte. Vero, anche questo. Alessio, diciamo, si sa perché è chiuso ai residenti? Solo per prevenire? Sì, la scusa, ma non lo so se è quella, ma sicuramente non so se è una scusa o meno, ma la spiegazione è quella, ovviamente, per scelte anche per quello che è successo in passato, lo sappiamo tutti. Probabilmente si vuole evitare che ci possano essere dei problemi per gli scontri tra tifoseria. Gianluca continua a scrivere cretinate, quindi non è che... Per quanto riguarda, facciamo anche un po' il quadro della situazione, per quanto riguarda i rinnovi a cui mi facevo riferimento. Allora, ci sarebbe l'adeguamento per Kvaratskhelia, che praticamente attualmente guadagna 1 milione di ingaggio, passarlo a 2, quindi raddoppiarlo e allungare il contratto fino al 2028. Ci sarebbe anche la questione del rinnovo per Lobotka, sembrano le parti vicinissime, anche lui per un prolungamento, un adeguamento dell'ingaggio e un prolungamento del tempo di permanenza con il nuovo contratto allungato fino al 2028. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, intanto complimenti per la chiarissima e serenissima trasmissione che fai. Ti ringrazio, sei Mi gentilissimo. chiamo Giovanni, chiamo da Venezia, sono un vostro attento, diciamo, come dire, ascoltatore. Godiamoci questo bel Napoli, perché effettivamente sta facendo cose meravigliose. Però vorrei parlare con te, con voi, e capire che cosa fare contro questa Roma, perché la verità la Roma mi preoccupa un po', sinceramente. Non è così stupida come tutti immaginiamo, no? E quindi qual è la formazione migliore secondo voi contro questa Roma che ha un Zaniolo, scusami, e un Abraham veramente molto affilati? Allora, guarda, ti dico una cosa, a me Zaniolo non è che mi stia piacendo molto in questo inizio di stagione. È, per carità, potenzialmente un grandissimo calciatore, ma è egoista, non gioca con la squadra, se non lo lanci in contropiede e quindi se non sfrutta la sua potenza e la sua velocità, non è che riesca a fare molto. Infatti Mourinho ieri, Zaniolo e Matic li ha lasciati in panchina per poi inserirli nel secondo tempo e non è che abbiano fatto. Poi c'è questo tandem Belotti-Abraham che sta provando e ieri ci devono lavorare ovviamente perché ieri un po' i piedi se li sono pestati a vicenda. Insomma, io non vedo un Mourinho che abbia trovato definitivamente la quadra per questa Roma. Io sono d'accordissimo con te perché veramente non ho ancora trovato la quadra, però noi abbiamo la possibilità di fermare questi 3 personaggi, perché diciamo la verità, non sono 3, insomma, non sono 3 meneghini, sono 3 giocatori che, no. Che il gol se lo possono fare, no? Assolutamente sì, tra parentesi Zaniolo ma mi sembra che fece un grandissimo gol anche contro il Napoli un paio di anni fa, ma la questione, ti ripeto, a parte che manca Dybala, che secondo me era il collante un po' di questa Roma. Meno male. Tutto sta a fargli, se non gli arrivano i palloni e se il Napoli gioca come sa, secondo me, Giovanni, attualmente il Napoli è troppo superiore a questa Roma. Ora c'è da capire sotto che aspetto secondo me metterà la partita Mourinho, cioè se la mette a calci e cazzotti, proteste, allora è la partita alla Mourinho e lì può uscire la macchia. Ma se Mourinho decide tecnicamente di giocarsela faccia a faccia con il Napoli, secondo me ne esce con le ossa rotte. Poi tutto può essere, il calcio non è una scienza esatta. Secondo me la Roma, e su questo concordo con te, la Roma ha una rosa fortissima, ma veramente fortissima. Il problema è che a differenza del Napoli non è una rosa amalgamata, non è una rosa tatticamente preparata
che insomma con delle trame di gioco ben definite. Comunque, scusa, tu sai che Mourinho è l'uomo che tira sempre il coniglio a cappello, no? Ma quello sì. Io dico questo Quello perché sì. sinceramente io vorrei tornarmene a casa con 3 punti, è scoperta. Tutti noi vorremmo questo, no? Insomma, però ti ricordi l'anno scorso fu una partita Sì, 0-0. dove le squadre si guardavano, no? 0-0, sì, Si rispettavano, sì, però non è una partita. Io preferisco perdere o vincere alla grande, sinceramente. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, però se la Roma è più o meno quella dell'anno scorso, io vedo un Napoli nettamente differente. Vabbè, dai, allora ci aggiorniamo dopo partita, cioè tu ci sei quando? Lunedì? Ci siamo tutti i giorni, quindi... vabbè, d'accordo. Allora, anzi, tornaci a chiamare, entra a far parte del club, così facciamo i nostri pronostici e vediamo poi chi la vincerà. Io ti ripeto, sono molto... Sto zitto, anzi me ne vado perché voglio dare ovviamente spazio ad altri spettatori. Ti auguro buon lavoro. Ti ringrazio Giovanni, sei stato gentilissimo. Buona giornata, ciao. Ciao. Gianluca Guitto dice ma è De Laurentiis la stessa. Effettivamente il dubbio l'ho avuto anch'io. Allora, vediamo un po' dove ero rimasto, qual è la formazione per domenica. Allora, secondo me iniziamo a parlarne. Per me la formazione di domenica è sostanzialmente, a parte ho il dubbio sulla sinistra tra Marorui e Oliveira. Non penso, anche se ci sono speranze che possa addirittura recuperare Anguissa, che credo che per Spalletti sia uno dei pochi fondamentali, e se lo avesse a disposizione lo metterebbe sicuramente in mezzo al campo, però lì penso ancora che vedremo un Ndombele. E poi la punta centrale, secondo me, per come credo di aver capito un po' come la vorrà mettere Mourinho, non incassare e provare a partire in contropiede. Secondo me serve un attaccante d'area di rigore, e a questo punto vedo Osimhen dal primo minuto. Se non Osimhen, vedo in vantaggio Simeone su Raspadori, però questo vedremo poi. Lina Vernaccia: non pensiamo alla cessione dei nostri calciatori, pensiamo solo a tifare e a sostenere i nostri ragazzi. Beh sì, però questo lo lascio fare ai tifosi, purtroppo noi giornalisti dobbiamo parlare un po' di tutto rispetto a quello che riguarda al Napoli. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, è stato Peppe, ciao, che piacere sentirti. Anche a me, sempre piacere sentire a te. Allora, di cosa vogliamo parlare? So che tu, insomma, ti piace dare argomenti a piacere tuo. Dimmi. No, è che vuoi dire, fino adesso stiamo andati bene, capisci a me, Alessandro? Lo so. Quando dici capisci a me, io e te ci capiamo. Quindi... Bravo, capisci a me, quindi capisci subito, no? Insomma, auguriamoci che continui così. Esatto, che non ci siano, insomma, sorprese che non vadano oltre il terreno di gioco, mettiamola così. Brava, come sta giocando il Napoli per adesso è superiore a tutti quanti, capito? Cioè, come sta giocando non ce n'è per nessuno per adesso, capito? Sì, per carità, speriamo anche che il Napoli possa fare una bella partita a Roma, Speriamo... non c'ho proprio paura di sta Roma, devo dire la verità, il Napoli, a me sinceramente è una sensazione che ho provato col Napoli di Sarri, cioè c'è stato proprio la terza stagione di Sarri al Napoli, in cui diciamo, vediamo il Napoli chi batte domenica. Cioè, ero proprio fiducioso che il Napoli avrebbe fatto una partita eccezionale, e che purtroppo questo spesso non coincide con la vittoria, però il Napoli sicuramente ha buone chance di vincere la partita. Bravo, a me quest'anno proprio non c'ho proprio, ripeto pure, hai visto pure col Bologna 1-0, ero proprio tranquillo io, adesso sono tranquillo proprio. Sì, nonostante il risultato fosse in bilico, perché 3-2, 2-2, queste cose qua, io ho sempre avuto la sicurezza che il Napoli prima o poi l'avrebbe risolta, cosa che l'anno scorso io dicevo, Madonna mia, speriamo che in qualche modo almeno non la perdiamo.
E puntualmente poi vedi Empoli, vedi Spezia, quelle partite addirittura non le pareggiavamo, ma le perdavamo pure. Quindi quest'anno ho una sensazione completamente diversa quando mi accingo a vedere una partita del Napoli. Ecco, quando parte la sigletta della Serie A, cioè, vediamo questo Napoli cosa ci regalerà oggi di positivo. Ecco, mettiamola così. Esatto, pure sono tranquillo quest'anno. Tu facci caso che sto in panchina, perciò vedi come siamo forti quest'anno, cioè, capito? Sì, ho capito perfettamente. Peppe, grazie mille. Sempre grazie a te, Alessa, grazie a tutti voi che ci tenete sempre compagnia, sempre... È un piacere, è un piacere stare... Ci fate sempre compagnia, Alessa, perché forse l'unica radio, cioè l'unica televisione, radio che ci tenete compagnia, che ci fate parlare, capito? Uno dei pochi, Alessa, capito? Siete sempre benvenuti, Peppe, lo sapete. Vi aspettiamo qui. Ringrazio sempre a tutti quanti. Alessa, grazie a te, grazie a te. Un abbraccio, un abbraccio. Pure a te, ciao Alessa. Ciao. Allora, vediamo. Lo bot che avevo sentito 2,8 milioni fino al 2027. Beh, secondo me qualcosa in più di ingaggio e forse un anno in più, ma magari trattando poi si arriverà il Napoli voleva il 2028, magari poi si accorderanno il 2027, però più o meno le cifre sono quelle. A tutti preoccupa la Roma, noi siamo più forti. Ho paura di Pellegrini da calcio piazzato, ma c'è o è infortunato? No, c'è per adesso, è uno che si infortuna spesso, ma per adesso c'è, quindi vedremo poi da qui ovviamente a domenica come si evolverà la situazione, perché anche Pellegrini è uno sempre un po' acciaccato. Di sicuro non ci sarà Dybala. Pasquale Avallone, Zaniolo 6 partite 0 gol, per non parlare di Abraham, non segna manco a porta vuota. Quest'anno speriamo non cacciano la scienza contro di noi, speriamo di no. Linea Vernaccia, Dybala c'è, non c'è, è alle prese con un brutto infortunio muscolare, e credo sia da escludere al 99,9% che possa recuperare contro il Napoli. Sì, penso come Alessio Ricciardi, che tornerà nel 2023 dopo i mondiali, augurandomi almeno per il ragazzo che possa andarle a disputare e che questo infortunio non gli precluda questa occasione. Per un calciatore credo sia il top. Anche la Fragolese con noi farebbe la finale di Champions, con tutto il rispetto della Fragolese, è questo che tocca alle squadre top, che chiunque poi si vuole mettere in mostra contro di loro. Quindi è vero che tutti, da un lato c'è un lato negativo, nel senso che tutti fanno la partita della vita contro la squadra, contro una squadra forte, ma è anche vero che quello vuol dire che la squadra è diventata seriamente forte, altrimenti è il prezzo dell'essere una grande squadra. Ieri sera, se non era per il rigore contro la Sobbera, era uno 0-0, giusto, partita brutta e noiosa, sì, partita orrenda veramente, che la Roma ha sbloccato con un calcio di rigore molto fortunoso, una palla sfiorata di mano in area di rigore da Ferrari, poi il rigore di Pellegrini, poi alla fine è stato tutto una partita tra falli, calci, una partita molto, molto tesa, che a livello di calcistico, a livello tattico ha mostrato veramente molto poco, se non un paio di contropiedi della Roma, con la Sampdoria che cercava di riacciuffare il risultato. Gianfranco Sorrentino, sono d'accordo con te. Gianfranco dice: la chiave per vincere è sbloccarla subito, per costringerli ad aprirsi. Ma questa è la chiave del calcio, sostanzialmente. Se tu vai sopra, poi ovviamente la squadra avversaria deve sbilanciarsi un po' per provare a pareggiare, di conseguenza poi è il momento migliore per chiudere la partita, segnando, raddoppiando, così come spesso capita al Napoli. Insomma, mi auguro che possa essere così.
Già questo va bene. Alessio, senza Dybala siamo più tranquilli. Sì, è vero, l'unico giocatore che veramente mi preoccupava della Roma è stato sempre Dybala. Gianluca 21 parla di una goleada del Napoli. Lina Vernaccia prega, sperando che sia così. Pasquale Vallone, anche io sono preoccupata, ma non preoccupato, ma non per il gioco che esprime la Roma, solo perché sono sicuro che farà una partita sporca con proteste e falli continui. Su questo, Pasquale, è la cosa più giusta che ho letto. Mi aspetto ammonizione, se non espulsione di Mourinho, un olimpico pieno, perché comunque Mourinho ha portato un attaccamento alla squadra eccezionale. L'Olimpico veramente è sempre pieno e ovviamente è uno stadio imponente con una grande tifoseria. Questo ovviamente fa solo bene al calcio, però ovviamente andarci a giocare è sempre molto difficile quando hai il 12° uomo in campo, però ce l'hai contro. Poi vediamo. No, gli arbitri non ci sono state ancora le designazioni. Sirigu, Rui, Kim, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Dembélé, Kvara, Raspadori, Lozano. Quindi preferisci tu Gianluca Raspadori, io credo invece si andrà su Osimhen, e Lozano al posto di Politano. Secondo me invece vedremo Politano, vediamo. Mai come questa volta non si deve fare riferimento alla partita infrasettimanale, perché magari si fa un ragionamento di turnover, visto che il Napoli adesso, come dicevo prima, ha una settimana di allenamento senza il turno infrasettimanale di Coppa. Io penso che adesso veramente i ballottaggi sono più aperti che mai. Fabio Volo, magari se eviti certi termini mi fai una cortesia, sei in una comunità, in un gruppo, magari la gente non vuole leggere le tue parolacce. Allora, Giovanni, a San Siro era peggio di questo, non mi preoccupo perché anche in Inghilterra non hanno subito il loro tifo come a Milano. È vero, questo, però dico sempre meglio avere un Maradona a favore che un Olimpico contro. Tutto qua. Fabio Volo, la Roma sarà disintegrata, Napoli troppo superiore. Lina Vernaccia, si esaltano perché siamo il Napoli contro di noi, è ovvio che sia così. Credo ci arrivi un Forza Napoli dalla Corea. Fabio Volo, si possono esaltare quanto vogliono contro il Napoli, ma il Napoli è un'altra cosa. Il Napoli, Daystars Official Team, il Napoli se gioca come in Champions riesce a vincere lo scudetto. Sei il primo che ha detto questa parola, insomma, credo tu non sia molto superstizioso. Lina Vernaccia, infatti siamo su un altro pianeta. Fabio. Ciro P. Di certo la Roma non metterà il pullman come le piccole, magari metterà il pullman come da grande, però io ho visto che qualche volta il pullman l'ha messo. Segnare prima o dopo non modifica il modo di giocare delle squadre di Mourinho, secondo me. No, infatti, ma ragazzi, Mourinho è un grande motivatore, è un grande trascinatore, però il modo di giocare di Mourinho ormai si conosce, cioè è un grandissimo, uno dei top allenatori, perché è uno di quello che ha vinto di più come allenatore nella sua carriera. Però non è mai stato un calcio molto molto propositivo quello di Mourinho. Non è che alla Roma sia una novità, voglio dire, è stato sempre un calcio molto fisico, molto grintoso, dove non si è mai disdegnato lo scontro fisico, la protesta, insomma metterla sul piano del nervosismo, dell'agonismo, a volte anche oltre l'agonismo, ma di sicuro non è una squadra che ha ottenuto non è una squadra,
non è un allenatore che ha ottenuto quello che ha ottenuto principalmente attraverso la propositività del gioco del calcio, questo si deve dire, e io Mourinho lo amo, cioè io vorrei, quando giocavo a calcio io dicevo sempre vorrei essere allenato un giorno da Mourinho per farmi picchiare per tutta la seduta di allenamento, perché mi picchierebbe Mourinho, cioè uno dei più grandi allenatori che abbiamo, e che abbiamo anche la fortuna di avere in Italia per i titoli che ha conquistato e che lo hanno reso lo Special One. Quindi detto questo, poi parlando solo esclusivamente di calcio, l'idea di calcio di Mourinho non è che da appassionato di calcio mi abbia sempre entusiasmato, ecco, mettiamola così. Giovanni, Mourinho non fa giocare bene le sue squadre, sì, e non fa giocare bene nemmeno gli avversari. Questo è, si basa molto a limitare il gioco dell'avversario e poi cercare di arrivare in qualche maniera al risultato. Un Canni 792, secondo te come sarà il Napoli post mondiali? La pausa mi preoccupa, in realtà a me la pausa, ragionando diciamo questo e poi salutiamo, la pausa non mi preoccupa, anzi a me la pausa mi entusiasma, perché Spalletti è uno che è sempre partito bene e poi verso gennaio-febbraio si è afflosciato piano piano. È successo con l'Inter, è successo con la Roma, è successo anche qui con il Napoli. Essendoci questa pausa bella lunga, è come se poi dopo il mondiale fosse un nuovo inizio, quindi di conseguenza mi aspetto che il Napoli riparta di nuovo forte, perché può fare una preparazione simile al ritiro e Spalletti possa ripartire così come è partito ad agosto. Quindi questo io non lo vedo negativo, potrei vederlo anche sotto un lato positivo. Quara best player, Gianfranco Sorrentino, tema centrocampo, chi ha al posto di Anguissa? Secondo me Dombele. Non ho molti dubbi, anche se occhio che Sky dice che Anguissa potrebbe recuperare in tempi record. Alessio Ricciardi, un Canni, fai un paragone, quanti ne abbiamo che vanno e di che nazioni sono rispetto a Milan, Juve, Inter eccetera? Stanno alla grandissima. È vero, anche questo bisogna vedere, questo aspetto è giustissimo, come dice Alessio, bisogna vedere quanti calciatori del Napoli e di altre società di Serie A andranno poi ai mondiali e quindi non saranno a disposizione del club. Soprattutto chi uscirà prima ai gironi, chi arriverà alla fine, insomma poi ci saranno tante cose da tenere in considerazione, però io sono molto fiducioso. 17:01, io ringrazio il nostro Biagio Barone in regia, ringrazio il nostro Peppe Cautiero per le grafiche, ringrazio voi che siete stati veramente tantissimi, se ho saltato qualche messaggio me ne scuso, e ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato. L'appuntamento con il filo diretto torna domani dalle ore 16 alle 17, non mancate, ci vediamo domani, ciao! Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web.
un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.